in collaborazione con Nella puntata di questa settimana siamo venuti al mare, Milano Marittima. Claudio, cosa siamo venuti a fare? Non siamo in vacanza, o quasi. Noi qua siamo alla sesta edizione di Tipici da Spiaggia, questo evento, questa manifestazione che vuole valorizzare assieme al sindacato dei balneari i prodotti della terra, ma anche salvaguardare la balneazione nostra della Riviera Romagnola. Quindi tanti prodotti in tavola della terra in questa, diciamo, bagnasciuga di mare. Ci sono tante persone che in questo momento stanno facendo il bagno. Bene, io poi prima di arrivare qua e godermi anche questa giornata al mare sono stata a Cesena per parlare di un'altra eccellenza, quella del settore sementiero, e quindi parleremo di orticole. Qui abbiamo Cocomeri e Meloni, noi parleremo di sementi e settore orticolo. Angurie, meloni, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli e cipolle, l'estate è un trionfo di ortaggi e noi in questa puntata abbiamo proprio loro come protagonisti, o meglio le sementi che danno vita a questi ortaggi, il primo di tante filiere d'eccellenza che troppo spesso viene dato per scontato e sicuramente è tra i meno conosciuti, almeno dai consumatori, sicuramente non dai produttori. Per saperne di più siamo venuti a Cesena, ospiti della Coraseeds, che è un'azienda nata nel 2006 e oggi è specializzata nella ricerca, nella produzione e nella vendita di sementi orticole per il mercato professionale. Maurizio Bacchi, che è il CEO presidente dell'azienda. Allora, intanto voi avete sede nel Cesenate, che sappiamo è polo sementiero, quindi un'azienda nata in un territorio particolarmente vocato e professionalizzato per questa attività. Sì, diciamo che nel Cesenate c'è una storia che parte da dopo la guerra, dove si sono cominciate a fare le prime sementi orticole, poi pian piano sono nate tante aziende per la produzione di semi, in particolare dove a Cesena si produce per tutti i paesi del mondo, tutte le aziende del mondo vengono a Cesena a produrre i semi, mentre le altre aziende si sono specializzate nella produzione. Noi abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso, di creare anche genetiche nuove, varietà nuove, innovazioni e produrle anche a Cesena. Abbiamo anche la nostra azienda agricola, produciamo noi, abbiamo tanti agricoltori qui nel Cesenate, ma ci spingiamo fino alla Puglia, fino all'estero dove è opportuno produrre e cerchiamo di vendere le nostre costituzioni, i nostri ibridi, le nostre varietà non solo nel mercato italiano ma anche all'estero. Noi da subito abbiamo cominciato a vendere nei paesi dell'est, poi Russia, Ucraina, ci siamo pian piano allargati, abbiamo aperto una sede in Giordania per servire tutto il mercato Nord Africa e Medio Oriente. Ultimamente siamo andati in Spagna, stiamo creando la Coraseeds Iberica per approcciare in questo mercato che è estremamente importante. Siamo negli Stati Uniti, il nostro primo mercato è in Cina, quindi diciamo che è un working in progress che però si sta allargando velocemente. Qui c'è la sede aziendale, ci sono anche i campi, ci sono i laboratori, però già lei ci ha citato la Giordania, c'è un altro polo anche in Turchia, perché poi il seme ha bisogno di una parte in campo fondamentale e ha bisogno di territori vocati a seconda delle singole specie che si vanno a produrre. Esatto. Quando sono partito io ho fatto anche il breeder, ho costruito delle varietà di cipolla, di lattughe eccetera, si lavorava molto nel campo con la selezione, la visione della performance della pianta e poi si andava a incrociare e a valutare. Oggi non sarei più in grado di fare quel lavoro lì perché la biotecnologia ha fatto dei passi enormi in avanti e tutti i nostri ragazzi, abbiamo 8 ricercatori, sono anche biotecnologi
e si utilizzano queste tecnologie per aiutare e velocizzare tutto il discorso della genetica, sia a livello di resistenze, di purezza delle linee. Abbiamo un laboratorio anche noi all'interno che ci dà, diciamo, questo speed up per andare molto più forte nella ricerca e fare delle cose che altrimenti ci vorrebbero degli anni. Biotecnologie che, lo ricordiamo, non sono gli OGM. Assolutamente, noi utilizziamo diciamo, delle tecnologie che ci aiutano estraendo un po' di DNA dalle foglie, riusciamo a vedere il suo carattere, le resistenze e tanti fattori che ci aiutano a capire, ma non interveniamo assolutamente nel modificare il DNA delle piante. Voi oggi avete fatto questa giornata, queste giornate, questo Open Day, avete portato qui a Cesena la stampa, ma anche gli stakeholder, i vostri interlocutori che arrivano un pochino da tutto il mondo, non a caso sono divisi in gruppi per zone di paesi. Credo che abbiamo circa in presenza 25 paesi, dal Nord Africa, dall'Arabia Saudita alla Giordania, abbiamo un gruppo di 10 agricoltori dalla Giordania che arriverà a minuti, abbiamo degli spagnoli, abbiamo tutti i paesi dell'est, i russi, gli ucraini, abbiamo tutto il team ucraino. Adesso ne dimentico qualcuno, ma Vabbè, speriamo che non si offenda nessuno, è impossibile ricordarli. però diciamo che c'è molto interesse per un semplice motivo. Diciamo che la Corasil sta crescendo velocemente perché ha investito dal primo giorno tantissimo in ricerca, apportando ogni anno anche delle crop innovative e nuove. Come l'anno scorso abbiamo acquisito un programma di carote e il mercato della carota è molto importante a livello mondiale. Abbiamo dei progetti anche per il futuro, eccetera. Cioè, ogni anno aggiungiamo qualcosa. Noi siamo un'azienda in crescita e stiamo crescendo un 30-35% all'anno, anche perché le multinazionali, diciamo, le dico, sono degli elefanti in mezzo all'oceano che non sanno dove andare ogni tanto e quindi ci lasciano delle opportunità, degli spazi di mercato che noi stiamo andando a prendere. Noi ci confrontiamo anche in questi giorni con quelli che sono i cambiamenti climatici, la crisi climatica, grande siccità, bombe d'acqua, l'umidità che cambia, le temperature invernali che sono sempre troppo alte, di conseguenza fitopatie, insetti, patogeni. Per voi è una sfida continua? È una sfida veramente tosta perché oltre ai cambiamenti stagionali in questi ultimi 2 o 3 anni si sono sviluppati anche dei virus nuovi come nel pomodoro, il TBRF nel pomodoro, che è una specie, lo chiamo il Covid del pomodoro perché ha infettato tutto il pomodoro e tutto il mondo e rendendo i prodotti non vendibili, e qui abbiamo una ricerca molto forte, penso che siamo anche molto all'avanguardia, avendo trovato varietà che tollerano questo virus, avendo anche penetrato il mercato e essere anche premiati 2 anni fa in Sicilia come al Tomato Excellent come innovatori di avere le prime varietà resistenti. Ultimamente anche nell'anguria abbiamo delle problematiche molto importanti di un paio di virus nuovi che stanno distruggendo tutte le coltivazioni, perché purtroppo queste sono cose che accadono, ma accadono anche perché abbiamo sempre meno mezzi a livello di chimica per poter combattere degli insetti che trasmettono questi virus, perché il Green Deal è una gran bella cosa, ma in pratica bisogna avere anche qualche alternativa per non farsi infettare da virus e problematiche che stanno distruggendo centinaia di ettari di coltivazione di anguria al sud in questo momento. E adesso cerchiamo però anche di capire come si lavora nel mondo sementiero, perché abbiamo detto è il primo anello probabilmente, sicuramente della filiera, forse anche quello meno conosciuto e sicuramente non il più semplice. Qui con me Michael Zoffoli, che è un breeder in particolare per la cipolla di Corasis. Allora, io le chiedo la cosa più difficile: come si arriva ad identificare, a trovare un nuovo prodotto che sia interessante per il mercato e che possa avere un futuro? Certo, allora il percorso di ricerca che porta a sviluppare una nuova varietà è un percorso estremamente lungo, tanto per cominciare. È un percorso che, soprattutto in colture come la cipolla, una cultura biennale, può portare ad un lavoro di 10-12 anni per sviluppare una varietà. Il lavoro viene svolto principalmente in giro per il mondo, per cui è un lavoro che ci permette in diverse location di andare ad individuare quelli che sono, chiamiamoli genitori, coloro che vanno poi ad essere incrociati per andare a costituire la varietà finale.
Questo porta ad individuare tutta una serie di prodotti nuovi che noi chiamiamo in prima visione, la prima volta che le vediamo, per cui non ne conosciamo realmente le performance. Queste performance vengono successivamente sviluppate, analizzate e studiate distribuendo i nostri prodotti in giro per tutto il mondo. Quindi andremo ad analizzare l'adattabilità ambientale, la risposta a diverse tipologie di pratiche agronomiche, a diverse tipologie di cultura. Questo ci permette di andare ad individuare quelli che sono i prodotti effettivamente validi e di andare ad individuare su una scala di partenza di 200 nuovi ibridi, si chiamano 200 nuove varietà, quelle 10-15 varietà che effettivamente potrebbero acquisire un valore commerciale, per poi andare da queste a estrapolare quella nuova varietà che spicca per le sue performance e soprattutto per le esigenze specifiche del mercato nel quale stiamo andando a lavorare. È un processo che, come dicevo, richiede più o meno 8, 10, 12 anni per ogni varietà, quindi è un processo molto lungo che coinvolge il breeder ma tantissime altre persone. E visto che siamo in Italia e in Emilia-Romagna e per noi la cipolla è una produzione importantissima anche in campo oltre che in cucina, ti chiedo un pochino su che cosa si sta lavorando, voi su che cosa state lavorando, qual è la sfida, la prima sfida da vincere? Allora, diciamo che la risposta può essere doppia. La prima sfida è stata quella di proporre una pipeline di prodotti che garantisca la possibilità di avere una tunica e una copertura effettivamente spessa aderente al bulbo. Questa garantisce dalle fasi più precoci della raccolta, quindi dall'inizio di luglio fino alle fasi terminali, metà fine agosto, un prodotto effettivamente meccanizzabile e quindi molto ben lavorabile dalla filiera. Ma ad oggi, negli ultimi 5 anni, 4 anni, la più grande problematica è diventata inerente allo Staphylium. Staphylium vesicarium è un patogeno secondario che è sempre esistito nella cipolla, ma la cui pressione è diventata enormemente crescente negli ultimi 4-5 anni. È un problema che sta portando quasi all'abbandono della coltura. Sostanzialmente provoca un disseccamento fogliare totale, impedendo al bulbo di raggiungere un corretto accrescimento e portando il bulbo ad un massimo del 50-60% della resa totale. Noi oggi come ditta Coraseed siamo forse una delle prime ditte al mondo che sta lavorando su questa tipologia di tolleranza e resistenza genetica. Abbiamo una collaborazione con alcune università che ci permette di sviluppare, ci sta permettendo di arrivare all'ottenimento di un marcatore molecolare, quindi un meccanismo biotecnologico per individuare e selezionare in maniera molto veloce delle varietà tolleranti a questa patologia. Oggi in pipeline abbiamo 3-4 varietà con un'ottima tolleranza a questa malattia.